in bilico su un sottilissimo filo che separa Purgatorio e Paradiso. La Pirossigeno Cosenza ospita la L84 a caccia di un piazzamento in zona playoff in questa 29esima e penultima giornata del regular season di Serie A. Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, una cordiale buonasera. Benvenuti dal Pala Cosenza per Pirossigeno Cosenza L84. Match cruciale da un lato e dall'altro per le ambizioni e gli obiettivi di entrambe le formazioni. Andiamo a leggere i roster a disposizione di coach Ibañez e coach Alfredo Paniccia, partendo dai padroni di casa che dovranno fare a meno degli squalificati Jefferson e Restaino e dell'infortunato Bavaresco. Tra i pali Lo Conte del Ferraro e Golia, poi Adornato, Gabriel, Capitan Marchio, Trentin, Mateus, Guga, Felipigno, Pedrigno e Cabeza. Questi 12 scelti da Daniel Ibañez risponde l'ex allenatore del Regalbuto, che dovrà fare a meno di Tulio e Coco Wellington, che sconteranno un turno di squalifica e torneranno contro la Feldieboli domenica prossima, e Pedro Mendes, che è ancora fuori per infortunio. I portieri sono Tondi, Pasculli e Pierro, poi Rescia, Fortini, Lucas Siqueira, Capitan Josico, Lucas Braga, Cuzzolino, Dainese, Murilo Schiocchet e Raguso. Questi 12 a disposizione di Alfredo Paniccia e l'84 a quota 48 punti al quinto posto in classifica, con 2 lunghezze di vantaggio su Ecositi Genzano e Fortitudo Pomezia, che giocheranno così come tutte le altre compagini in contemporanea. Allora andiamo a leggerlo il programma di questa 29esima e penultima giornata, con la Came Treviso che ospita il Napoli a caccia di punti per difendere il terzo posto. Big match tra Feldieboli e Roma 1927, Benevento Sandro Abate Avellino, Ital Service Pesaro Vinum Italy Petrarca. Scontro cruciale in ottica salvezza che riguarda anche i lupi di coach Ibañez. Meta Catania Active Network, appunto Pirossigeno Cosenza L84, Sporting Sala Consilina Fortitudo Pomezia, e a chiudere il programma Vitulano Dragstore Manfredonia contro Ecositi Genzano. 8 match, 16 squadre, tutti in contemporanea in questa domenica sera di Serie A. Quasi tutto pronto per l'inizio del match rossoblu, che appunto indosseranno la divisa classica con la maglia con i 2 colori sociali, calzettoni e calzoncini blu. Risponde l'84 in maglia bianca a dettagli nero-verdi, calzettoni bianchi, calzoncini bianchi con dettagli verdi. A breve andremo a vedere quelli che sono i quintetti di partenza delle due formazioni. Sembra essere chiaro quello della Pirossigeno Cosenza, con Lo Conte che si sistema tra i pali, Capitan Marchio come ultimo difensivo, da un lato Adornato, dall'altro Mateus, e ovviamente come pivot il numero 88 Anderson Cabeza. Risponde la L84 con Fabio Tondi che torna titolare dopo 3 partite al posto di Pasculli, Maxi Rescia, Cuzzolino, Josico e Lucas Braga. Quintetto di assoluto valore per una formazione di assoluto valore che quest'oggi però dovrà fare i conti con la fame dei lupi. Quasi tutto pronto per l'inizio del match. La Pirossigeno Cosenza attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi e muoverà il primo pallone di questa partita. Anderson Cabeza sul punto di battuta, quasi tutto pronto, si attende solo il fischio del direttore di gara. Pala Cosenza semipieno per cercare di spingere la formazione di Ibañez verso la salvezza. Chiaramente durante il match, nel corso del match e di tutte le altre partite, vi aggiorneremo su quella che è la classifica, su quelli che sono i risultati, su quelle che sono le possibili combinazioni. Pirossigeno Cosenza attualmente in zona play-out a quota 24 punti, a pari punti col Vitulano Dragstore Manfredonia, che oggi in virtù degli scontri diretti sarebbe retrocesso. Poi guardando verso l'alto, Ital Service Pesaro 27, Vinum Italy Petrarca quota 28. Oggi c'è Pesaro Petrarca e domenica prossima Petrarca Pirossigeno Cosenza. È iniziato nel frattempo il match in terra Abruzia. Primo possesso per la formazione di casa, Adornato da Marchio, quindi Mateus, nuovamente Adornato. In parallela trova l'intervento di Leandro Cuzzolino, trova la seconda rimessa laterale di questo match. Rossoblu che provano ad imbastire la manovra in queste primissime battute. Marchio cerca e trova Cabeza, che ha il problema di girarsi sulla guardia di Maxi Rescia, che lo ostacola al massimo. Pallone recuperato da Fabio Tondi, poi Braga per Leandro Cuzzolino,
Osico dall'altra parte a ricevere, scaricare subito per Rescia, bella la triangolazione, conclusione di Lucas Braga, ribattuta, poi Cabeza protegge sulla pressione di Cuzzolino, riesce anche a portare in avanti la sfera, converge il calcio il numero 88, pallone sul fondo, primo squillo del match, dopo 48 secondi, afferma Anderson Cabeza. Ha ripreso a giocare l'L84, Osico. Il capitano neroverde in verticale a cercare Lucas Braga, a trovare l'anticipo di Marchio che poi evita l'intervento del più avversario, deve uscire Tondi per anticipare Marchio. Intervento qua irregolare del capitano rossoblu, sicuramente involontario, con Tondi che arriva in anticipo sul pallone e poi viene colpito sulla caviglia, resta a terra il numero 22. Va a riscaldarsi Pasculli, grande protagonista nei match in cui ha dovuto sostituire il miglior portiere della scorsa stagione. Quest'anno invece alti e bassi per Fabio Tondi, che comunque resta, almeno sulla carta, il titolare della L84. Forse più di qualche problema in realtà per l'ex portiere dell'Olympus Roma. Chiaramente ci auguriamo per lui che non sia niente di grave. Resta a terra il numero 22, lo aiutano a rialzarsi Rescia e Cuzzolino. Entrerà Pierro tra i pali e non Pasculli, debutto in Serie A per il classe 2009. Punizione per la L84 già battuta. Lucas Braga protegge il pallone sulla pressione di Marchio, poi Cabeza raddoppia e propizia il recupero, conclusione di Marchio sul fondo. Rescia da Cuzzolino, quindi Osico. Rescia, Osico e Cuzzolino. Con calma la formazione di Alfredo Paniccia, verticalizzazione repentina verso Braga che scambia con Osico, va alla conclusione, pallone che termina alto. Primo squillo anche per la formazione torinese con la conclusione da parte del pivot in maglia numero 13. È rientrato nel frattempo in campo Fabio Tondi, che si appresta a rinviare dal fondo. 1,55 sul cronometro, sempre 0-0 al Palla Cosenza. Osico verso Rescia, parallelo a cercare Cuzzolino, irregolare l'intervento di Adornato, secondo il direttore di gara, secondo fallo per la Pirossigeno Cosenza, calcio di punizione all'interno del cerchio di metacampo a favore della formazione neroverde. E sappiamo quanto la L84 possa essere pericolosa sui piazzati, se non altro per la presenza di uno specialista in maglia numero 17, Leandro Cuzzolino, che va alla conclusione da metacampo, costringe Loconte ad alzare in corner. In virtù di quanto appena detto, conclusione potentissima del campione del mondo argentino, che ha trovato l'intervento di Loconte sulla propria strada. Ancora Cuzzolino a ricevere e calciare, nuovamente Loconte, poi Marchio allontana in parallelo alla Cabeza che mantiene giocabile il pallone e calcia alla conclusione, e l'intervento di Fabio Tondi, poi Rescia chiude in fallo laterale. Andiamo a rivedere nel replay l'azione dell'L84, il ribaltone della Pirossigeno Cosenza con la conclusione di Anderson Cabeza che ha trovato attento Fabio Tondi. Primo intervento della partita del numero 22. Cabeza da Mateus, quindi Adornato con insistenza rossoblu, conclusione ancora di Adornato, pallone sporcato ancora da Fabio Tondi, sfera che termina in corner. Primo calcio d'angolo a favore della Pirossigeno Cosenza, con Adornato che si va ad incaricare della battuta. Pallone per Marchio, cerca l'imbucata per Cabeza, trova l'anticipo di Osico, occhio alla controtransizione, Osico alla conclusione, blocca Loconte a terra.
poi serve subito Cabeza. Partita vibrante fin dai primissimi minuti di match. Altro corner per i rossoblù con la deviazione ultima e determinante di Lucas Braga. Squadre che cercano ripetutamente di attaccare sia da un lato che dall'altro a caccia dei propri obiettivi, e non potrebbe essere altrimenti, anche perché è impossibile fare calcoli visto che gli altri 7 match si stanno disputando, come già detto e ampiamente ripetuto, in contemporanea. Fuori Lucas Braga, dentro Giuliano Fortini. 4-0 per la L84. Entra in campo anche Gabriel a rilevare Tornato. Mateus in comprensione con Gabriel, poi scarica su Marchio. Cabeza riceve, si gira e calcia, palo colpito dall'ex pivot del Mantova. Ha provato la girata e la conclusione personale, gli era riuscita alla perfezione. Palo colpito da Anderson Cabeza, vicino al gol la Pirossigeno Cosenza. Cuzzolino in verticale a cercare Fortini, a trovare l'anticipo di Rodrigo Trentin, poi Osico alla conclusione. Marchio come un muro si immola e ribatte in fallo laterale. Cuzzolino a incaricarsi della battuta dell'out. 3:24 sul cronometro. Cuzzolino sul secondo per Rescia, il miracolo di Loconte. Poi Mateus ad allontanare, a trovare la deviazione di Osico, ma qui è stato strepitoso l'estremo difensore ex Sampdoria Futsal, lo rivediamo sul tocco ravvicinato di Rescia. È determinante Loconte che salva il risultato, ancora 0-0. Trentin riceve spalla alla porta, tocca per Marchio, conclusione ribattuta, può ripartire l'L84. Osico però preferisce frenare e ragionare. Rescia vince il rimpallo con Gabriel, calcio verso la porta, arriva Mateus in scivolata, occhio alla controtransizione, siamo 3 contro 4. Trentin passa su Cuzzolino, prova a saltare Tondi che è determinante nell'intervento, blocca il pallone Fabio Tondi a fermare l'ex pivot della Feldieboli Rodrigo Trentin, che dopo aver superato con astuzia e un po' di fortuna Leandro Cuzzolino si è trovato a tu per tu con il numero 22 avversario. Ha provato a fare la stessa cosa, non ci è riuscito per il grande intervento di Fabio Tondi. 4 minuti bellissimi fino a questo momento, 4 minuti divertenti tra Pirossigeno Cosenza ed L84, entrambe a caccia, come già detto, dei propri obiettivi. Nuovamente in campo Pierro al posto di Tondi, che si è fatto male in questo intervento di contenimento su Trentin. Entra per la prima volta nel match anche Lucas Siqueira a lasciargli il posto in campo. È stato Osico. Pierro da Rescia, quindi Siqueira, Fortini per Rescia, l'anticipo di Trentin. Ora Gabriel per Felipigno, rischio inutile, conclusione di Rescia ribattuta. Poi arriva lo stesso Felipigno a rimediare prima di Giuliano Fortini, occasione per l'L84. Trentin di là per Felipigno, il bello del futsal, occasione, contropiede e rete, e in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con il gol di Mateus Felipigno. 1-0, cinica la formazione di Bagnes, che passa in vantaggio con la rete del proprio numero 22 dopo aver sbendato qualche secondo prima il pericolo. 1-0 dopo esattamente 4 minuti e 27 secondi, avanti rossoblù. Vantaggio della Pirossigeno Cosenza con Felipigno che ha trovato il gol dell'1-0. Trentin da Pedrigno, quindi Felipigno tallonato da Lucas Siqueira. Pedrigno, Felipigno in verticale, pallone sul quale non può arrivare Trentin, rimessa laterale a favore della L84. Scossa dal gol in contropiede dei rossoblù, che si sono portati dunque in vantaggio. Andiamo a vedere nel frattempo, occhio al pallone per Giuliano Fortini che incrocia, sfera in fallo laterale dal lato opposto. Andiamo a vedere qualche risultato con il Napoli che vince già 2-1 a Treviso. Nel frattempo rientra Fabio Tondi
e l'Ecositica in vantaggio a Manfredonia con il gol di Leo Brunelli. In questo momento il Vitulano Manfredonia sarebbe retrocesso in Serie A2 Elite con una giornata d'anticipo. Pedrigno, ma chiaramente ci sono ancora da giocare 35 minuti su questo e su altri 7 parquet. Raguso appena entrato in campo. Lucas Siqueira per Braga che prova a girarsi sul mancino, lo fa bene. Conclusione che è terminata sul fondo con deviazione per il direttore di gara. Sarà dunque corner a favore della formazione neroverde che prova a scuotersi dopo il vantaggio firmato Felipigno. Lucas Siqueira ad alzare per Raguso, l'intervento determinante di Loconte che con un gran riflesso apre la spaccata e neutralizza la conclusione di Mattia Raguso. Paratissima qui di Loconte, la andiamo a rivedere nel replay, anzi l'abbiamo rivista nel replay, pardon. Adesso Lucas Siqueira, sempre lui in battuta, questa volta sfera sul secondo palo a cercare Cuzzolino che probabilmente non attacca la profondità visto che quel pallone non se l'aspettava neanche lui. E dunque pericolo scampato per i rossoblù che adesso riprenderanno la propria manovra con una rimessa laterale. Presa alto la L84 con 3 uomini oltre la linea di metacampo. Pedrigno da Felipigno, Trentin protegge spalle alla porta, interviene Braga che recupera, poi prova a tenere la sfera sul passaggio di ritorno di Raguso, troppo forte, rimessa al fondo per Loconte, fuori Cuzzolino e dentro di nuovo capitano Josico. Gabriel per Felipigno, Trentin, contromovimento di Felipigno che si fa vedere per ricevere, deviazione di Mattia Raguso, rimessa laterale rossoblù. Trentin da Pedrigno, blocco cieco di Gabriel. Felipigno, serve Pedrigno, 1-2 per mandare il brasiliano. Poi Gabriel da Trentin, pallone che è uscito secondo la panchina dell'L84 e dello stesso avviso il direttore di gara e dunque rimessa laterale per i torinesi. Il tutto quando sono trascorsi 5 minuti e 56 secondi sul cronometro, con il punteggio che vede la Pirossigeno Cosenza in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Felipigno. Raguso per Lucas Siqueira, quindi Braga finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Pedrigno per Felipigno che controlla e scarica a Gabriel, occhio perché c'è spazio centralmente. Pedrigno ha recuperato la difesa della L84 che adesso prova a pressare e finisce col forzare l'errore di Gabriel e recuperare il possesso. Vantaggio Active Network a Catania, vantaggio Fortitudo Pomezia con lo Sporting Sala Consiline e vantaggio Sandro Abate a Benevento. Questi gli ultimi 3 risultati che si sono sbloccati, che darebbero l'aritmetica certezza della conquista dei playoff alla Sandro Abate, così come l'aritmetica retrocessione, come già detto al Manfredonia. Josico, pallone per Lucas Siqueira, quindi Braga, ancora Siqueira, alla conclusione ribatte Gabriel, poi mantiene il possesso Mateus, finisce a terra il numero 5, intervento falloso ai suoi danni per il direttore di gara, prima infrazione anche per la L84 e quindi calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza. Mateus a cercare Cabese e trovare l'anticipo di Raguso. Pedrigno sulla seconda palla combatte con il numero 80, alla fine recuperano Josico e Lucas Siqueira. Ricomincia la costruzione dell'84. Braga a mantenere il pallone spalle alla porta, raddoppiato. Intervento decisivo è di Mateus con Loconte che non riesce probabilmente ad evitare il corner, ma probabilmente c'è un calcio di punizione. Non ho ben capito perché il direttore di gara abbia fischiato e fermato il gioco. Comunque si stanno chiarendo Gabriel e Josico. Vedremo da quale zona del campo riprenderanno le operazioni, il tutto quando siamo giunti al minuto numero 6 e 52. Sarà corner normalmente dunque per l'L84. Josico a battere per Raguso che calcia, Loconte ancora a respingere in corner, non bada alla forma ma all'essenza. Ancora conclusione di Raguso ribattuta. Poi Tondi, pallone per Lucas Siqueira che si impegna a tenere la sfera in gioco e ci riesce, scambia con Braga, poi conclusione ancora da parte del 13 che aveva ricevuto nuovamente da Lucas Siqueira, pallone che finisce in corner
dopo la deviazione determinante in questa circostanza da parte di Mateus. Osico ad alzare ancora per Raguso, che questa volta manca l'impatto con il pallone. Sfera che è scivolata in fallo laterale. Pirossigeno Cosenza che può e deve respirare. Dentro Cuzzolino, dentro Cabeza. Pronto a entrare anche Marchio, probabilmente al posto di Gabriel, che nel frattempo verticalizza. Cabeza controlla, salta Osico, trova la chiusura di Raguso. Fallo laterale per i rossoblù. Lo stesso Cabeza a battere. Era partito Gabriel, il direttore di gara ha fermato il gioco. Da adesso spiegazione al numero 5, che si è rimbolato verso la porta. Seppur da posizione laterale, si ripeterà l'out. 7,5 nel corso della prima frazione. Avanti rossoblù. Ora Mateus a battere la rimessa per Cabeza, che protegge spalle alla porta. Poi arriva Gabriel che calcia, respinge Tondi, rischia qui la L84 con la doppia deviazione prima di Osico e poi di Lucas Braga. Recupera comunque Tondi, che rilancia su Cuzzolino. Chiude Mateus, rimessa laterale per la L84. Cuzzolino di là a cercare Raguso, a trovare però il netto anticipo di Anderson Cabeza, che il ripiegamento fa su il pallone. Quindi Mateus, poi Pedrigno tallonato da Osico. Mateus deve allontanare, controlla con qualche difficoltà Gabriel. Poi l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per la L84, che adesso fa entrare Giuliano Fortini in campo al posto di Braga. Nuovamente 4-0 per Paniccia. Osico a puntare Pedrigno sull'out di sinistra. Osico converge e calcia, trova l'intervento di Loconte, ancora una volta determinante. Pallone alzato di là per Cuzzolino, che si ostacola con Raguso. Poi Osico, ribatte Mateus, ancora Osico, nuovamente Mateus sulla sfera Adornato adesso. Osico torna all'indietro da Raguso. Poi Osico, ruletta su Raguso, si lamenta di un fallo che effettivamente viene fiscato. Il capitano dell'L84, giallo per Coach Bagnes, che diventa il primo ammonito del match. Terza infrazione per i rossoblù. (3-0 delle Cositi Genzano a Manfredonia, 2-0 della Fortitudo a Sala Consilina e 1-1 tra Benevento e Sandrabate. Questi gli ultimi aggiornamenti dei parziali di Serie A. Occhio adesso al calcio di punizione per la L84, perché seppur la distanza sia proibitiva, a calciare c'è Leandro Cuzzolino, che va col mancino, trova la deviazione di Cabeza, pallone che rimbalza sul parquet. Poi Reccia prova a farlo suo, viene ostacolato da Adornato, che con mestiere protegge il fallo laterale. Cercato e trovato Cabeza, che controlla e calcia, pallone ribattuto. Poi Mateus sulla pressione di Giuliano Fortini, torna da Marchio, quindi Adornato ha davanti a sé Cuzzolino, scarico su Mateus in verticale a cercare proprio il taglio di Adornato. Pallone con i giri sbagliati, interviene Tonti ma recupera la Pirossigeno. Qui Adornato sbaglia il controllo e consente all'L84 di recuperare il possesso del pallone. Cuzzolino cerca in profondità Rescia, trova la deviazione di Mateus, poi Cabeza si autolancia centralmente, non recupera Cuzzolino. Cabeza, la parata di Tondi con le gambe ad evitare il gol del 2-0. Altra occasione per la Pirossigeno Cosenza, qui ci ha provato Anderson Cabeza. Adornato a battere il fallo laterale, cerca la deviazione di Cuzzolino, che però mantiene il possesso e saggiamente poi allontana, ma in parallela dove Fortini passa su Mateus, irregolare l'intervento del numero 16, che viene ammonito. Quarto fallo per la Pirossigeno Cosenza. E time out chiesto da coach Alfredo Paniccia a metà prima frazione con i suoi sotto di una rete.
Si ritorna in campo dopo il time out. Aggiornamenti dagli altri campi perché l'Ital Service Pesaro è in vantaggio contro il Vinumitali Petrarca nello scontro direttissimo che interessa anche i rossoblù con il gol di Capitan Tony Dandel. In questo momento Pesaro salvo, il playout sarebbe Petrarca Pirossigeno Cosenza. Punizione per la L84 che riprende il gioco. Cuzzolino da Iosico, poi pallone per Rescia, anticipo e scivolata di Mateus. Cabeza punta Cuzzolino e lo salta. Poi pallone per Mateus che frena su Osico, il quale finisce a terra. Arriva il recupero del 17, rimessa laterale a favore dei rossoblù, con Capitan Marchio pronto a battere. Mateus dietro per Loconte, al limite dei 4 secondi, scarica su Mateus, controllo e conclusione, ribattuta da Fabio Tondi, rimessa laterale per i rossoblù che provano a spingere. Parente stretto di un calcio d'angolo, questa è rimessa laterale con Mateus che rimetterà in gioco quasi dall'incrocio delle linee. Cabeza di controbalzo, pallone che termina sopra la traversa. Tondi rimette in gioco per Cuzzolino. Poi Osico a puntare Marchio, prova lo scarico, trova l'intervento di Cabeza che evita il fallo laterale solo in un primo momento, lo concede qualche metro più in là. Osico a rimettere in gioco, presumibilmente per Giuliano Fortini, e così scambiano i due. Poi Cuzzolino fallisce il controllo e favorisce il recupero di Adornato che ragiona e torna dietro da Mateus. Cabeza servito spalle alla porta, si gira su Osico e calcia, pallone che è terminato alto. Si lamenta il capitano della L84. Vero è che con l'assenza di Tuli quest'oggi la L84 non ha quel corpaccione da mettere addosso ad Anderson Cabeza, che dunque parte praticamente sempre o quasi sempre in una situazione di mismatch quando si trova a spalle alla porta. Qui è rimasto a terra Leandro Cuzzolino, speriamo chiaramente che non sia nulla di grave per lui. Sembrerebbe essere un problema alla caviglia destra, se non ho visto male, per Leandro Cuzzolino. Anzi, la caviglia sinistra. Si rialza adesso Leandro Cuzzolino che dovrà abbandonare il campo al suo posto. Dentro Mattia Raguso e anche Luca Sichera che rileva Giuliano Fortini. Si riprende a giocare con Tondi che ha rimesso in movimento il pallone. Osico per Raguso, quindi Rescia. Adesso Luca Sichera, nuovamente Osico a puntare Anderson Cabeza sull'otto di sinistra, a convergere come suo solito verso il centro. Poi Rescia tenta l'imbucata, pallone che è terminato sul fondo. Loconte pronto a rimettere in gioco dentro Gabriel al posto di Adornato. E Raguso che adesso si occuperà di Anderson Cabeza che riceve sul lancio del proprio estremo difensore, prova a guadagnare qualcosa. Alla fine l'ultimo tocco è proprio di Mattia Raguso, rimessa Pirossigeno Cosenza e cenno di intesa tra i due. Cabeza che è l'ex di questa partita e ha segnato sia l'anno scorso con la maglia del Mantova che nel match d'andata in questa stagione contro la L84, quando nel 4-4 di Leini ha trasformato in calcio di rigore del momentaneo 1-1. Adesso corner per il rossoblù con Gabriel che cerca Mateus, gira verso la porta ma il pallone viene ribattuto. Poi bolide dalla distanza di Cabeza che termina alto sopra la traversa, pronto a riprendere le operazioni Tondi. Osico cerca e trova Mattia Raguso, poi conclusione ribattuta da Rodrigo Trentin. Dentro Filippino al posto di Mateus.
per la formazione di Bagnes. Lucas Siqueira pronto a rimettere in gioco Raguso, pallone per Josico, quindi Lucas Siqueira, ancora Josico, guarda Rescia ma serve il numero 8, un po' statica qui la L84. Raguso per Lucas Siqueira, taglio verticale di Rescia, conclusione da parte del numero 8, deviazione di Felipigno e corner che piove praticamente dal nulla per la L84 dopo questa conclusione velleitaria di Lucas Siqueira, che ha trovato la deviazione. Rescia alza, Siqueira controlla di testa e prova a girarla, subisce fallo secondo il direttore di gara. È irregolare l'intervento di Marchio, punizione dal limite per la L84 e quinto fallo per la Pirossigeno Cosenza. Quando mancano 8 in 14, anzi è stato fischiato fallo di mano e quindi non è un fallo cumulativo, restano 4 le infrazioni dei rossonblu a 8 in 14 dalla fine del primo tempo, ma adesso c'è da fronteggiare un pericolosissimo calcio di punizione con un cecchino a nome Leandro Esteban Cuzzolino già appostato sulla sfera, insieme a lui anche Osico. Cuzzolino tocca per Osico, poi ancora Cuzzolino, di là per Raguso che mette giù fin dalla conclusione, poi Rescia, pallone che termina alto sopra la traversa, non riuscito qui lo schema all'L84, che ha provato poi a trarre beneficio da questa azione. La conclusione di Rescia è terminata alta, lo conta a cercare Trentin, anticipo secco di Lucas Siqueira, poi Rescia a ripulire la sfera e a servire Raguso. Osico in banda in isolamento contro Mateus, vuole questo 1 contro 1 Osico, recupera Mateus che finisce a terra dopo aver subito un pestone da parte del numero 10. Fischiato l'intervento irregolare al capitano neroverde, che protesta vigorosamente, ma era lì il direttore di gara e dunque calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza quando mancano esattamente 7,51 all'intervallo. Andiamo a vedere qualche risultato, perché il Benevente in vantaggio contro la Sandrabate per 2-1, ha raddoppiato il Pesaro con il Petrarca, ha accorciato invece lo Sporting Sala Consilina al Palasarrufo contro la Fortitudo Pomezia, per una classifica che al momento vedrebbe la L84 vedersi scavalcare da Fortitudo De Cositi ed essere quindi a quota 48 al settimo posto in classifica, con la Sandrabate che verrebbe agganciata dall'Active Network e si giocherebbe il tutto per tutto nell'ultimo turno contro il Pesaro in casa per l'accesso ai playoff, e il Pesaro che appunto scavalcherebbe il Petrarca e si metterebbe per la prima volta in stagione probabilmente in zona salvezza. Errore di Osico che consegna il pallone a Felipigno, prova il colpo di tacco, interviene Tondi che fa ripartire il contropiede, Lucas Siqueira calcio, intervento di Loconte, poi Marchio in due tempi ad allontanare Trentin sulla seconda palla, potrebbe ripartire Marchio ad anticipare Rescia, ancora Trentin, fase confusa del gioco, Felipigno cerca la rimessa laterale con la deviazione di Siqueira, alla fine ripunisce il pallone e torna da Loconte, impreciso il suo invito a Trentin, rimessa laterale L84. Lucas Siqueira, Raguso scambia col Cosico, quindi Rescia, Lucas Siqueira marca la soglia di metà campo, Rescia per Cosico, finta di blocco per Raguso, Cosico non calcia, poi Raguso, nuovamente Lucas Siqueira sull'otto di destra, Gabriel determinante in anticipo su Maxi Rescia che voleva già girarsi, recupero quindi Lucas Siqueira, conclusione che fa la barba al palo ma termina sul fondo. Time out chiesto da Coach Bagnez a 6,42 dall'intervallo.
Rieccoci in collegamento dal Pala Cosenza, si è ripresa a giocare, conclusione in rete da parte di Rodrigo Trentin, che riceve l'invito dalla retroguardia e scarica un bolide di destro sotto l'incrocio, e il gol che vale il raddoppio della Pirossigeno Cosenza al minuto numero 13 e 24 del primo tempo. La marcatura è quella di Rodrigo Trentin, 2-0 per i rossoblù. Lo andiamo a rivedere nel replay. Pallone lungo e conclusione sotto l'incrocio di Rodrigo Trentin, che porta dunque sul +2 la Pirossigeno Cosenza in uscita dal timeout a favore. Qui deviazione di Pedrigno, rimessa laterale a favore della L84. Raguso, pallone per Cuzzolino, verticalizzazione, sporca Pedrigno. Out a favore della formazione di Alfredo Paniccia. Uscita shock dal timeout per i neroverdi, che adesso sono sotto di 2. Lucas Braga prova a girarsi, lo fa bene su Gabriel, poi conclusione che termina direttamente sul fondo. Gabriel, pallone lungo, forse troppo per Pedrigno, arriva comunque Lucas Braga a intervenire di testa e a concedere rimessa laterale ai rossoblù, evitando rischi. 6 minuti all'intervallo, 2-0 per la formazione di casa, con i gol di Felipigno e Trentin. Adesso Felipigno tocca per Pedrigno, Paratondi e poi Rodrigo Trentin, si trova il pallone lì e porta sul +3 la Pirossigeno Cosenza, che triplica il vantaggio, sempre con la rete del numero 7, ancora con la rete del numero 7, minuto numero 14:05, esattamente 41 secondi per i 2 gol di Rodrigo Trentin. In 41 secondi la Pirossigeno Cosenza si porta da +1 a +3 con la doppietta di Rodrigo Trentin. Vedremo adesso se, quando e come la L84 riuscirà a uscire da questo shock causato dall'1-2 terrificante a firma Rodrigo Trentin. Rimessa laterale per la formazione ospite. Raguso da Fortini, che cerca e trova Braga, irregolare il suo intervento ai danni di Gabriel. Terza infrazione per l'L84, punizione per la Pirossigeno Cosenza, fuori Trentin, dentro Anderson Cabeza. 4-3 il computo dei falli a 5 minuti e 37 secondi dall'intervallo. Felipigno cerca e trova Cabeza, che protegge in spalle alla porta, poi di tacco prova ad andare di là dove c'era Pedrigno che tagliava, pallone troppo forte, difficilissima chiaramente questa traiettoria, cercata da Cabeza, che qui recupera il pallone, poi Felipigno solo per un attimo, Josico frena su Pedrigno, agisce con calma e occhio perché entra Lucas Braga al posto di Tondi. Power play in questi ultimi 5 minuti di prima frazione per l'L84, che però gestisce malissimo, poi va alla conclusione Gabriel, pallone che è terminato sul fondo. Non si era accorto qui Lucas Siqueira di essere il destinatario del passaggio, e soprattutto probabilmente non si era accorto dell'ingresso di Lucas Braga al posto di Fabio Tondi. Mantiene il possesso Cuzzolino, e allora sì che adesso entra Braga per Tondi. Cuzzolino verticalizza proprio per Lucas Braga, occhio alla possibile superiorità, Braga si gira su Marchio, Braga sotto l'incrocio, il gran gol da parte del numero 13, che riapre la partita, riaccende il lumicino di speranza per la L84. 3-1 a segno Lucas Braga al minuto numero 15 e 12 secondi. Gran gol da parte di Lucas Braga, lo rivediamo adesso nel replay. E dunque 15 e 12 accorcia la L84.
Ancora power play per la formazione di Paniccia. Hocico, Cuzzolino, Raguso per Rescia, interviene Gabriel che poi va alla conclusione. C'è stata deviazione ma il pallone rimane in campo per l'intervento di Capitan Hocico. Quindi Raguso, ancora Hocico, Cuzzolino da Braga, nuovamente Cuzzolino, occhio anche alle conclusioni dalla distanza del 17, che sono sempre un'arma e un fattore per l'L84. Lucas Braga, Hocico, vuole più rapidità di movimento, scambiano lui e Cuzzolino, 3:48 all'intervallo. Raguso entra nel triangolo, poi Cuzzolino con spazio, va da Braga che calcia, intervento miracoloso di Loconte, poi Rescia all'indietro per Hocico. Cuzzolino per Raguso, ancora Cuzzolino, gran parata qui di Loconte. Cuzzolino per Hocico, Raguso, Cuzzolino, ancora Hocico, fischi per la L84. Braga, nuovamente Cuzzolino, Raguso, ancora dal 17, solo a 2 tocchi la formazione di Paniccia. Poi Cuzzolino di là da Raguso, si gioca sempre sull'otto di destra, Rescia un po' fuori dalla manovra. Hocico per Raguso che cerca l'incrocio, pallone che è terminato sul fondo, vorrebbe la deviazione il numero 80, non è così per il direttore di gara. Trentin con la ruleta su Maxi Rescia che però recupera il pallone non mantenendolo in campo, rimessa laterale per i rossoblù che respirano a 2:54 all'intervallo. Cabeza protegge su Cuzzolino, poi passa in mezzo a 2, gol fantascientifico di Anderson Cabeza che passa in mezzo a 2 avversari come se nulla fosse e scarica alle spalle di un incolpevole Fabio Tondi. 4-1 per la Pirossigeno Cosenza, con il gol del suo bomber, con il gol di Anderson Cabeza, minuto 17-12, 4-1 per i rossoblù. Rivediamo la prontezza di Cabeza. Nuovamente a +3 dunque la Pirossigeno Cosenza con questa gran giocata di Anderson Cabeza. L84 ancora col power play, Cuzzolino per Hocico, quindi Rescia, Cuzzolino, ancora Rescia, Raguso, Loconte a intervenire, Gabriel ad allontanare. Angolo battuto, Raguso per Rescia, 2,5 all'intervallo. Cuzzolino nuovamente per Rescia, calcia col destro, Loconte preciso, anzi era Hocico non Rescia, Loconte preciso, riapre la partita ancora l'L84 con il gol di Hocico. 2:19 all'intervallo, 4-2, torna a -2, di mezzo allo svantaggio la formazione di Alfredo Paniccia. 4-2 Hocico. Partita bellissima, fino a questo momento ve lo avevamo preannunciato e così è stato. Portiere di movimento anche per i rossoblù con Cabeza, con la maglia da power play. Occhio al recupero di Felippini alla controtransizione, Cabeza contro Tondi, prova il pallonetto, intervento di Fabio Tondi, poi mantiene in campo il pallone Trentin, non c'è il portiere per i rossoblù. Fase confusa nel gioco, 2 minuti alla sirena dell'intervallo. Pedrigno per Felippino, gira bene con l'uomo in più la Pirossigeno Cosenza, poi allontana l'ex giocatore delle Cositi, quindi Raguso, occhio perché non c'è Loconte, conclusione da parte del numero 80 che si stampa sulla traversa, vicino al 4-3 la L84 con Mattia Raguso. Gabriel, pallone per Pedrigno, quindi Trentin non controlla, Hocico cerca e trova Lucas Siqueira, spazio per lui, sinistro, respinge Loconte, poi allontana Pedrigno, fallo laterale, fuori Tondi che è anche zoppicante, dentro al suo posto Lucas Braga, fuori Lucas Siqueira, dentro chiaramente Leandro Cuzzolino per questo ultimo minuto e 33 di prima frazione con il power play per l'L84
che riprende adesso a giocare con la rimessa laterale di Raguso verso Cosico. Cuzzolino per Braga, ancora Cuzzolino, Cosico, Raguso, quasi linea 4, formata dall'L84 con Rescia più profondo. Qui sbaglia Cuzzolino, regala il fallo laterale, non c'è il tempo e lo spazio per far rientrare Tondi. Pedrigno però batte col pallone non posizionato correttamente sulla linea laterale e quindi riconsegna il possesso alla L84, che ha 69 secondi prima dell'intervallo per provare a guadagnare ulteriore terreno sui rossoblù, che conducono di 2. Cuzzolino per Cosico, ancora Cuzzolino, si alza la pressione della Pirossigeno Cosenza. Cuzzolino costretto a indietreggiare, passaggio impreciso, recupero lampo dei rossoblù che rimettono in gioco. Trentin Ben Marchio che va alla conclusione, blocca in 2 tempi Braga, che da portiere improvvisato serve Cuzzolino. 43 secondi, Cosico, Braga, reggia conclusione, respinge col petto lo Conte, poi da allontanare Pedrigno e Trentin si ostacolano. Ancora Cosico, 30 secondi all'intervallo, Cuzzolino per Cosico, un possesso cestistico a disposizione della L84 che vuole far male col power play. Braga, Cuzzolino, ancora Lucas Braga, Cosico, Cuzzolino da Cosico, 6 secondi, affonderà adesso la formazione di Paniccia. Marchio anticipa Braga, poi conclusione verso la porta che termina sul fondo. Termina qui anche un bellissimo primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e L84, con i padroni di casa che conducono per 4 reti a 2. Noi ci fermiamo almeno per poco, a tra pochissimo per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza L84.
Rieccoci tornati in diretta dal Pala Cosenza, amici sportivi. Quasi tutto pronto per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza L84, 4-2 per i padroni di casa il punteggio. Vediamo subito una L84 che inizierà con il portiere di movimento, maglia gialla sulle spalle di Maxi Rescia, insieme a lui i soliti 4, Cosico, Cuzzolino, Lucas Braga e Raguso. Dall'altra parte Loconte tra i pali, Marchio, Gabriel, Felippini e Cabeza. Vedremo se questa è una scelta voluta per Paniccia o obbligata, viste le condizioni di Fabio Tondi, che si è fatto male nel primo tempo. È in panchina ma non è a disposizione Pasculli. Evidentemente l'allenatore neroverde non vuole caricare di responsabilità il classe 2009 Pierro, che ha già comunque debuttato in questo match. Raguso al posto a scaricare con Cosico. È iniziata la ripresa con la manovra dell'L84. Cuzzolino, Cosico per Raguso che calcia, pallone che termina sul fondo. C'è stata deviazione, sarà corner. Cosico per Raguso. Ancora Cosico. Cuzzolino, poi Braga a calciare, deviazione di Gabriel. Cuzzolino per Cosico. Trascorso il primo minuto di ripresa. Lucas Braga, maglia gialla, giallo-blu sulle spalle come detto di Rescia, ma a livello di impostazione e di schieramento tattico cambia poco rispetto al primo tempo. Qui botta di Cuzzolino dal limite, pallone che termina direttamente sul fondo. È rientrato in porta Rescia e quindi allontana Marchio. Pallone che è terminato fuori. Potrebbe essere una ripresa sulla falsariga di questo primo minuto e 15 secondi. Riprende il gioco Cuzzolino. Cosico per Raguso, ancora Cosico. Rescia, interviene Felippino, conclusione di Gabriel. Recupera Cuzzolino e riparte la manovra dell'L84, che oltre ai già citati Tuli e Coco per squalifica e Pedro Mendes per infortunio deve fare a meno evidentemente anche di Murilo Schiocchet, che sì, è dei 12 ma non è mai entrato in campo, così come Pasculli, come detto in precedenza, e si ci è aggiunto anche l'infortunio di Fabio Tondi nella prima frazione. Raguso per Cosico, quindi Cuzzolino, Lucas Braga, ancora il fuoriclasse argentino a scaricare per Cosico, che gira da Raguso, sempre il capitano centralmente a gestire il possesso insieme a Leandro Cuzzolino. Poi Raguso, continui scambi tra i tre, servito ora Braga che imbuca primo palo, allontana Loconte, poi Marchio trova la deviazione di Rescia e il conseguente rinvio al fondo. Respira la Pirossigeno Cosenza. 2:22 sul cronometro della ripresa. Loconte a rilanciare lungo per Cabeza, c'è l'anticipo di Tondi con i pugni, che è pronto a lasciare il posto in campo a Rescia. La Debuso infatti va da Cosico, che frena e consente l'ingresso in campo del proprio numero 5. Ancora power play, Lucas Braga per Cosico. Esce dalla diagonale Gabriel per un attimo. Cosico pensa di andare da Cuzzolino, che invece riceve solo ora. Braga per Cosico, taglia avanti il 13. Tornano nelle posizioni standard gli uomini di Paniccia. Lucas Braga, ancora Cosico, sempre molto basso il cervello dei neroverdi. Cuzzolino, ora Lucas Braga, sempre a tornare da Cosico, di prima per Raguso. Rescia, rotazione completa, recupera Loconte, che poi non va alla conclusione ma serve Felippino. Si è sistemato Rescia tra i pali. Marchio allontana la sfera direttamente dalle parti di Maxi Rescia, che blocca e rimette in gioco Lucas Braga. Cosico, Cuzzolino, Cosico, Raguso. Ancora Cosico per Cuzzolino. Scambiano i due.
Raguso sul secondo palo a cercare Lucas Braga, a trovare Lucas Braga, la doppietta da parte del numero 13 che sigla il gol del 4-3 ancora in partita. L'84 che dimezza lo svantaggio, torna a -1 con il gol di Lucas Braga dopo 3,57 di ripresa. A pivot risponde pivot, la doppietta di Braga dopo la doppietta di Trentin, 4-3. Si avvicina ancora l'84, qui Cabeza tu per tu con Tondi, pallone che sibila la coscia del 22, visibilmente acciaccato, e termina sul fondo. Rimette in gioco Rescia che è entrato al posto di Tondi. Poi Cosico spezza il raddoppio. Quindi Cuzzolino mantiene il pallone in campo. Pressione di Trentino, occhio perché in quella zona di campo siamo 2 contro 2. Ne escono alla grandissima Cuzzolino e Cosico. Quindi Fortini. Ancora Leandro Cuzzolino. Appena possibile qualche aggiornamento dagli altri campi. Fortini. Cosico. Leandro Cuzzolino. Da Braga nuovamente Cuzzolino. Giuliano Fortini. Ancora per Cosico, sale la pressione dei rossoblù che però lasciano spazio a Lucas Braga che inizialmente attacca la profondità, poi preferisce ragionare tornando dai piedi fatati di Leandro Cuzzolino. Che adesso scambia con Cosico. Cuzzolino con un po' di spazio, Cosico leggermente più defilato rispetto al solito. A puntare Felipigno, cerca lo scarico per Giuliano Fortini, trova la deviazione e la rimessa laterale dagli altri campi. 3-0 così a Manfredonia, 2-1 Pomezia a Sala Consilina, 4-3 qui, 2-1 del Meta Catania che l'ha ribaltata contro l'Active Network, 2-1 dell'Ital Service Pesaro sul Vinum Italy Petrarca, ha accorciato la formazione patavina con il gol di Felipe Mello, 3-2 del Benevento sulla Sandra Abate, 3-0 della Feldiepoli contro la Roma e 3-1 del Napoli a Treviso. In questo momento Napoli che sarebbe aritmeticamente terzo e Roma aritmeticamente quarta. Salvo il ricorso delle cose di Genzano per il match che la formazione arancionera ha perso a tavolino contro il Vinum Italy Petrarca, ma ci sarà tempo per parlarne perché si riprende a giocare. Cosico da Cuzzolino, 14:35 alla sirena conclusiva. Lucas Braga, 4-3 il punteggio, tutto apertissimo al Palacosenzia. Cosico, Fortini, ancora Cosico. Lucas Braga, poi in Cuzzolino. Da Cosico, che salta Trentin. Poi Fortini mette a sedere Mateus e ritorna dal 10. Braga. Ragiona Cosico che aspetta Cuzzolino, si va da Giuliano Fortini. Ancora il 10. Braga. Cuzzolino. Scambia con il proprio pivot, autore di una doppietta. Poi Cosico. Sul secondo palo ancora per Braga che questa volta cicca il pallone. Era andato alla conclusione o comunque all'imbucata. Molto bene Cosico. Con Braga che ha mancato il pallone, recupero qui da parte del capitano, 3 contro 3, finta di conclusione, poi Cuzzolino col siluro, ribatte Mateus, pallone direttamente in tribuna, è una partita bellissima. Abbiamo rivisto l'ultima occasione per la L84 nel replay, abbiamo visto Braga cercare il pallone sull'imbucata di Cosico e poi la conclusione di Cuzzolino ribattuta da Mateus. Altro out a favore degli uomini di Paniccia mentre viene asciugato il parquet del Palacosenzia. Quando ci avviamo man mano sempre più verso i minuti decisivi, quelli che contano, quelli che possono determinare in positivo o in negativo una stagione. 13:20 al termine, 4-3 per i rossoblù, possesso l'84. Cosico per Luca Sicheira, anzi per Fortini che prova l'imbucata a cercare Maxi Rescia, trova la chiusura, trova la deviazione di Capitan Marchio e corner per i neroverdi. Cuzzolino
riceve al di qua della linea bianca di metà campo, poi Cosico, ancora Cuzzolino, scambiano sempre i due. Fischi del Pala Cosenza, Lucas Braga, finta di corpo, torna dal proprio numero 17 che con una magia fa sparire il pallone in mezzo a due, poi però non riesce a servire Lucas Braga, va lungo la Conte, la tocca di testa Rodrigo Trentin, a cui basta una banalissima spizzata per fare 5-3, per fare 3 sul taccuino personale, per riportare a +2 la Pirossigeno Cosenza. È una furia Cosico, è una furia Rescia, anche Cuzzolino, perché pensano che Trentin non abbia toccato il pallone. È una furia Cosico che viene ammonito dal direttore di gara. Ciò che conta è che i rossoblù adesso sono a +2 con il gol di Rodrigo Trentin. 5-3. Si è riportata a +2 la Pirossigeno Cosenza, lo ha fatto con il gol di Rodrigo Trentin che sul rilancio di Loconte sporca il pallone e riporta a +2 gli uomini di Bagnes qui a chiarirsi. Non so fino a che punto Trentin e Cosico. Rossoblù sul +2, 12:49 al termine. Si riprende a giocare, ancora power play per Alfredo Paniccia, ancora Rescia con la maglia giallo-blu e soliti interpreti per l'L84 che ricomincia da Cosico, il quale palleggia con Giuliano Fortini e adesso con Leandro Cuzzolino. Pressano Pedrigno e Trentin, portano al recupero della sfera dei rossoblù, poi Pedrigno riprende il gioco, marchio in verticale per Trentin, impreciso, altro out per la L84 che riconquista possesso e riguadagna metri. Cosico, Lucas Braga per Cosico, Fortini, Cosico, Lucas Braga, Fortini, ora Cuzzolino, quindi Lucas Braga, solita ragnatela dell'L84. Benevento avanti 4-3 contro la Sandrabate e Manfredonia che si è portato sul -2, 1-3 in casa con le Cositi, sconfitta che condannerebbe alla retrocessione i Sipontini. Qui riesce a imbucare per Cuzzolino, trova l'intervento di marchio. Cuzzolino per Cosico, quindi Fortini, ancora Cosico per Leandro Cuzzolino che si impegna di testa a mantenere in campo il pallone ma non ci riesce, e occhio perché è scoperta l'L84, c'è Rescia in porta, pressione alta dei ragazzi di Paniccia, marchio a rilanciare, Pedrigno controlla, occhio al 2 contro 2, pallone per Trentin, blocca a terra Rescia, riflesso da estremo difensore qui per il fuoriclasse argentino, poi Cuzzolino chiude la triangolazione con Cosico, pallone per Fortini che orienta verso il centro, calcia e trova il gol del 5-4 come in occasione dell'1-0, occasione, contropiede e gol, questa volta a pungere la L84 che torna a -1 con il gol di Giuliano Fortini a 11:04 dalla Sirena e 5-4. Abbiamo rivisto la parata di Rescia e il contropiede con cui l'L84 è andata a segnare nel replay. Adesso Pirossigeno in possesso, partita che si sta giocando sull'elastico tra il +2 e il +1 dei rossoblù. Cabeza tocca per Mateus, respinge Tondi che poi è determinante anche su Pedrigno. Doppio intervento decisivo qui del 22 che concede solo corner. Pedrigno sul punto di battuta.
Azza per Cabeza, volè, ribatte Raguso, fallo laterale. Cabeza per Marchio, quindi Mateus. Accorciato la Roma deboli 3-2 al Palasele. È pareggio dello Sporting Sala Consilina contro la Fortitudo Pomezia. Questo risultato può far piacere all'L84, che dunque adesso si troverebbe in sesta posizione anziché in settima, con il Pomezia che perde 2 punti e scivola alle spalle dei neroverdi. Questo per darvi qualche aggiornamento sulla classifica in tempo reale di questa Serie A. Cuzzolino da Raguso e botta e risposta tra Pesaro e Padova, 3-2 a favore dell'Ital Service. Qui Fortini con la giocata rischiosa, recupera Mateus, calcio a Pedrigno, Cuzzolino di petto. Immediato 3-2 dalla Fortitudo Pomezia e Sala Consilina, quindi torna tutto come prima. È l'84 che per pochi secondi mantiene la sesta piazza, ma riscivola in settima con questo risultato. Cosico, Fortini, Cuzzolino per Rescia, nuovamente fuori da Fortini, guarda Raguso ma poi non imbuca. Cosico, ancora per Cuzzolino, 9:30 alla sirena finale. Cuzzolino chiama il movimento dei compagni, serve Raguso, ancora Leandro Cuzzolino. Fortini, Cosico, Cuzzolino. Per la conclusione della parte di Raguso, respinge Loconte, poi allontana Pedrigno in fallo laterale. Fuori Fortini, dentro nuovamente Lucas Braga. Cosico, calcia deviazione, Loconte in 2 tempi. Poi va alla conclusione, scivola, recupera direttamente Cuzzolino, che riporta la sfera di là. Cosico da Braga, Cuzzolino, 8:40. Braga per Cosico, Raguso ancora, nuovamente Capitan Cosico. Cuzzolino, sempre dal 10. Con calma, anche perché il gol da recuperare è solo uno e di minuti ce ne sono un'eternità, 8:25 per la precisione. Braga, Cuzzolino, si va a sinistra da Cosico, scambiano come sempre i 2 rencisti neroverdi. Poi Braga, conclusione dentro per Rescia, pallone che è terminato alto. Cabeza torna all'indietro da Marchio, quindi Mateus, c'è sempre Rescia in porta. Cabeza mantiene il pallone in campo, Azzino, rimessa laterale per l'L84 che risale il campo con tutti i propri effettivi. Cosico pressato da Cabeza, Raguso rientra adesso in posizione l'88. Braga per Cuzzolino, prova ad alzare i ritmi la formazione di Paniccia. Raguso, Cuzzolino, sempre a 2 tocchi. Braga, Raguso, conclusione che trova la deviazione. Loconte non la vede partire, pallone che si spegne largo, sarà semplice corner a favore della formazione ospite. Dentro Rodrigo Trentin al posto di Pedrigno e anche Gabriel per Anderson Cabeza. Deve ruotare come può Ibáñez in una non semplice situazione di resistenza contro un'intera frazione di gioco, il secondo tempo, in cui l'L84 ha attaccato con il power play. Qui conclusione di Cosico ribattuta da Marchio, altra rimessa laterale a favore della formazione neroverde che spinge a caccia del gol del pari che potrebbe essere fondamentale. Mancano ancora 7 minuti e 29, un'eternità al Pala Cosenza prima del termine di questo bellissimo pirossigeno Cosenza L84. Cuzzolino per Cosico, quindi Raguso, ancora Cosico, Cuzzolino per Lucas Braga, Cuzzolino, Cosico, pallone sul secondo palo, allontanato per un attimo da Mateus, poi Loconte in corner. Ancora vicino al gol L84 che rimanovra da dietro con Cosico. Raguso per Cosico, quindi Lucas Braga.
Ha pareggiato nuovamente, nel frattempo Rescia, conclusione in due tempi Loconte. Dicevo, pareggiato nuovamente Sala Consilina col Pomezia, calcia qui Trentin, pallone che termina alto sopra la traversa, ha già rimesso in gioco Rescia e l'84 dunque virtualmente sesta in questo momento con il nuovo pareggio dello Sporting contro la Fortitudo al Palasarrufo. Qui mancano 6,5. Cosico, intervento di Loconte. Trentin per Marchio che passa molto bene, poi Trentin se la porta sull'esterno, contiene Raguso, Trentin prova a girarsi sul perno, pallone che termina fuori. Senza deviazione, possesso dell'84. Ancora Gialacame contro il Napoli, 3-2 il punteggio. Al Palacicogna. Ancora l'84 in possesso con Cuzzolino che va da Cosico. Raguso, Cosico, Cuzzolino e poi Braga. Ancora Cuzzolino, sempre dal 10, 5:45 alla sirena. Ibañez a colloquio con Cabeza, prossimo al ritorno in campo. Cuzzolino per Braga, Cuzzolino, interviene Gabriel, fallo laterale, sempre a favore dell'L84. Cuzzolino da Raguso, Cosico, Cuzzolino, Braga, pallone per Cuzzolino, poi Cosico, Braga dentro per Cuzzolino, interviene Cabeza che calcia addosso a Cosico, poi fallo di Marchio su Lucas Braga, punizione nell'84, 5 scarsi, 4,54 per la precisione alla sirena. Primo fallo della ripresa normalmente, dal momento in cui l'L84 ha giocato sempre col power play. A colloquio i 5 giocatori ospiti. Si è ripreso a giocare Braga per Cuzzolino, Cosico, Cuzzolino, ancora Cosico, Braga, pallone dentro a cercare Cuzzolino, doppia chiusura dei rossoblù con Marchio e Gabriel, rimessa laterale a favore della formazione torinese. Rimessa battuta in questo momento dalla formazione di Paniccia che a 4,27 deve recuperare un gol. Cosico per Braga, ancora Cosico, Lucas Braga per Cosico, poi Raguso, Rescia, Cosico, Cuzzolino, Raguso, scambia con Cuzzolino, Cosico,
Cuzzolino, così sale la pressione dei rossoblù. Raguso perde il pallone sulla pressione di Mateus, che poi subisce fallo, punizione. E ossigeno prezioso per i rossoblù. Ha pareggiato la Sandrabate a Benevento nel frattempo, quindi 4-4. Cuzzolino per Cosico, poi Raguso, 3-30 alla Sirena. Braga, solita ragnatela dell'84, interviene Marchio solo per un attimo. Braga, l'intervento di Loconte è determinante a salvare i suoi a 3-17 dalla Sirena. Immediato time out di Paniccia, che vuole costruire questo corner. Ha pareggiato nel frattempo il Petrarca a Pesaro, 3-3, e questo risultato può interessare e non poco i rossoblù. Si ritorna in campo al Palacosenzia con 3 minuti e 17 da giocare, e rossoblù avanti 5-4 contro la L84. Ancora possesso L84 con Cuzzolino che gira da Cosico, 3-0-5 alla Sirena. Cuzzolino, Cosico, Raguso, Rescia, pallone sul secondo palo, poi Raguso, Cosico la mantiene giocabile, quindi Raguso, Cosico in buca per Rescia, che buca la sfera, scusate il gioco di parole, grazie alla pirossigeno Cosenza con Ibáñez, che adesso ferma nuovamente la partita a 2:47 dalla fine. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni al Palacosenzia, con Felippigno che si infila la maglia azzurra, pronto al portiere di movimento, anche Ibáñez evidentemente per congelare il cronometro, ma nel frattempo entra Rescia per Tondi e anche Trentin per Cabeza. Nel frattempo manovra l'L84, 2:40 dalla sirena finale, 4-3 del Sala Consilina contro la Fortitudo Pomezia e 3-1 del Meta Catania con l'Active, e l'84 dunque che al momento resterebbe sesta, o meglio retrocederebbe da quinta a sesta, ma recupererebbe la posizione sulla Fortitudo, con il Sala che invece inserirebbe la Sandrabate per quanto riguarda la corsa ai playoff. Cosico, Raguso,
Ancora Cosico per Raguso, Rescia dentro, allontana Felippigno, poi Trentin, interviene ancora Cosico che nega il poker al numero 7. 120 secondi alla sirena, finale in apnea al Pala Cosenza. Cuzzolino per Cosico, Raguso, Cosico, ancora Cuzzolino, Cosico, sempre Cuzzolino, Raguso scambia col capitano e torna da lui. Cuzzolino non va da Braga ma preferisce tornare al 10. 90 secondi, Braga per Cosico, Cuzzolino in Bucarescia e poi buca sul secondo palo Lucas Braga. L'aveva costruita bene, benissimo la L84. In questa circostanza per millimetri Lucas Braga non arriva all'impatto col pallone, che avrebbe voluto dire 5-5. Qui Mateus a cercare Pedrigno, a trovare l'intervento di Braga e la parata di Rescia che rimette a terra per Cosico. 70 secondi alla fine, si ci gioca una stagione in 70 secondi da un lato e dall'altro. Cuzzolino per Raguso, quindi Cosico che calcia, pallone che termina alto quando manca esattamente un minuto alla sirena. Trentin deve mantenere il possesso sulla pressione di Cosico, torna da Mateus che dà un'occhiata al cronometro. Pallone lungo, Rescia anticipa marchio, occhio perché siamo 5 contro 3. Cuzzolino, Cosico calcia ribattuta, poi Cuzzolino mette il pallone fuori perché Mateus è rimasto a terra nervosamente ma con fair play. È finita Benevento con la Sandro Abate che l'ha vinta allo scadere. Sandro Abate che quindi ipoteca o quasi la zona playoff e il Pesaro torna in vantaggio contro il Padova 4-3. Situazione che quindi consentirebbe alla Sandro Abate di ottenere l'accesso ai playoff, di guadagnare l'accesso ai playoff anche con un pareggio nell'ultimo turno contro l'Italservice Pesaro, pareggio che estrometterebbe a priori la Pirossigeno Cosenza dalla corsa alla salvezza diretta e la relegherebbe ai playout, discorsi che comunque approfondiremo tra 41 secondi effettivi. Si riprende a giocare, Raguso per Cosico, fischi del Pala Cosenza, Raguso, conclusione Loconte, poi Rescia ancora Loconte se la trova lì, poi conclusione di Loconte, pallone alto, pareggio della Fortitudo Pomezia a Sala Consilina, 4-4 al Pala San Rufo e così la Sandro Abate sarebbe già ai playoff con una giornata d'anticipo. Cosico, ultimi 20 secondi, pallone per Cuzzolino, poi Cosico, fischi del Pala Cosenza, Trentin calcia, pallone, anzi era Gabriel, pallone sul fondo, ultimi 11 secondi. Con l'L84 alla disperata ricerca del pari, dopo una ripresa ad attaccare col power play, con Gabriel che è rimasto a terra. È finita nel frattempo a Pesaro con il successo dell'Italservice contro il Vinum Italy Petrarca e il sorpasso in classifica. Quindi ora Italservice a quota 30, salvo a 28 il Vinum Italy in zona playout. E poi la Pirossigeno Cosenza che vincendo, mantenendo questo 5-4 in questi ultimi 11 secondi, andrebbe a quota 27 e condannerebbe il Manfredoni alla retrocessione diretta. Si riprende a giocare, ultimo pallone del match, Cosico varca la metà campo, Cosico di là per la rete di Lucas Braga che fa 5-5
a 4 secondi e mezzo dalla sirena. Doccia gelata per la Pirossigeno Cosenza, che subisce il gol del pari a 4 secondi e 6 dal termine del match. La tripletta di Lucas Braga e il gol del 5-5. Della L84. E adesso ultimazione per la Pirossigeno Cosenza. Cabeza, pallone dentro, Felipinho! La spinge in porta sulla sirena! La spinta in porta sulla sirena! Felipinho! La Pirossigeno Cosenza supera la L84 al photo finish sul gong. I rossoblù ottengono 3 punti preziosissimi. Convalida il direttore di gara le proteste della L84, con la Pirossigeno Cosenza che vince sulla sirena. Tutto convalidato per il direttore di gara. E animi chiaramente che esplodono al Pala Cosenza. Sul gong Felipinho realizza il gol del 6-5, ma questo è uno sport senza alcun tipo di senso. Sul gol Mateus Felipinho realizza la rete del 6-5, la rete che forse svolta o può svoltare la stagione di un'intera squadra. Mateus Felipinho 6-5, lo andiamo a rivedere nel replay. Cabeza per Gabriel, secondo palo, Felipinho sul gong realizza il 6-5. Forse c'è qualche decimo da giocare, anzi sicuramente ci sarà qualche decimo, ma la Pirossigeno Cosenza è schierata praticamente a barriera e non potrebbe essere altrimenti, con Trentin, Marchio Pedrini e Cabeza a murare la conclusione che arriverà da oltre metà campo. L'unica soluzione possibile per l'L84, con meno di un secondo sul cronometro. È un finale che non ha alcun tipo di senso, amici sportivi e appassionati di calcio a 5. È un finale che sfugge a ogni logica. Espulso Mattia Raguso per proteste nel frattempo. Ed è finita anche a Manfredonia, con questo gol di Felipinho che condanna il Manfredonia alla retrocessione diretta. Manfredonia che retrocede dopo una sola stagione e con un turno d'anticipo. I risultati che interessano i rossoblù li abbiamo già, perché il Pesaro ha battuto il Petrarca e i rossoblù hanno quasi vinto contro l'L84, perché non si può mai dire in questo sport, perché a 5 secondi alla sirena il punteggio era di 5-4 per i rossoblù. È arrivato a 4 secondi e 6 il pareggio della L84, è arrivato praticamente sul gong il nuovo vantaggio della Pirossigeno Cosenza. Cuzzolini e Osico in possesso, finisce qui con la Pirossigeno Cosenza che ottiene una vittoria fondamentale, superando i nervi, superando la tensione, superando le critiche, superando la pressione, dando fondo a più di quelle che sono le energie in corpo. La Pirossigeno Cosenza supera la L84 e si regala un'ultima giornata tutta da vivere, perché in caso di vittoria sul campo del Vinum Italy Petrarca e contemporanea sconfitta dell'Ital Service Pesaro ad Avellino condannerebbe ai play-out le due formazioni. È tutto da parte di Cristian De Nicolò, che vi saluta. Ancora più del solito buon futsal a tutti. Da Cristian De Nicolò è tutto, una buona serata amici sportivi.